Eccoci qui, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con linea diretta infofriulitv.net. Abbiamo già dall'altra parte dello schermo Alessandro Della Vedova, che è il titolare della Sigesta SRL di Udine. Andiamo a chiudere l'anno per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda un po' in generale sia i cantieri sia la sicurezza del lavoro, ma andiamo a conoscere anche nel dettaglio che cos'è Sigesta SRL. E allora passo subito la parola al nostro ospite. Buonasera, buongiorno, siamo ancora a metà giornata. Niente, cos'è Sigesta SRL? Sigesta SRL è una società che si occupa un po' di servizi legati alla sicurezza e all'ambiente, fondamentalmente a tutto quello che è sicurezza in ambito edilizia. Non facciamo solo sicurezza, facciamo tutto quello che è il contorno all'edilizia e alla progettazione. Comunque diciamo che il nostro core business è la sicurezza in cantiere ed è dove dedichiamo più tempo per la gestione. Sicurezza quest'anno è stato un anno particolare, molto particolare direi, sia da un punto di vista lavorativo, per assurdo abbiamo lavorato di più rispetto agli altri anni, forse per nulla, però abbiamo lavorato di più, perché abbiamo lavorato tantissimo per modificare quelli che erano i vari protocolli, perché si sono inventati dei protocolli, ogni giorno c'era un protocollo diverso, ogni ente aveva un suo protocollo, ogni organismo si inventava un protocollo, che di fatto erano tutti la stessa cosa, ma tutti avevano qualcosa di diverso e abbiamo dovuto adattare un po' tutto quello che era la gestione del cantiere. Siamo arrivati a fine anno con ormai qualcosa di definitivo, e a mio parere è un qualcosa che ci porteremo avanti per il prossimo futuro, cioè non prossimo ma a lungo. Alessandro, senti, quando ci siamo conosciuti alla fine proprio dell'anno scorso per imbastire un po' un progetto che è andato in onda su friulitv.net, il progetto prevedeva altre cose, no? Poi purtroppo in corso d'opera, proprio poche settimane prima del cosiddetto taglio del nastro della registrazione della puntata numero 0, è arrivata la pandemia che ha un po' rivoluzionato tutto il discorso, ma non solo a livello di cantieristica, come hai detto tu, o di sicurezza del lavoro, proprio ha rivoluzionato tutto il sistema mondiale. Esatto. Ecco, in queste poche settimane che hai avuto a disposizione per poter rimettere un po' i cocci in sesto, per ripartire in un certo senso un po' come tutti da capo, perché chiaramente tra DPCM e cose varie, insomma, si è dovuto ripartire un po' da capo, un anno zero in un certo senso. Le difficoltà che hai trovato? Ma la difficoltà fondamentale è stata un po' quella di tutti, è stato quello di adattare un sistema che ormai era più o meno rodato a delle dinamiche diverse rispetto a quello a cui siamo abituati. Io, se devo essere anche sincero, sono anche, non dico contento della pandemia, che sarebbe una parola grossa, però ha dato il là ad una riforma anche della gestione, non dico della sicurezza, ma più che altro dell'igiene all'interno di determinati ambienti, che ha fatto anche del bene. Ci sono state delle cose che hanno un po' penalizzato delle imprese e tante altre che non hanno pesato. Per quanto riguarda l'edilizia, io devo dire che non c'è stato quel grosso problema, tranne quel mese e mezzo in cui è stato il lockdown totale. Lì, per l'amor di Dio, c'è poco da dire, abbiamo avuto il problema tutti e ce lo siamo tenuti. Ma poi, quando siamo ripartiti con uno spirito. Chi voleva lavorare ha ripreso, andando ad ottimizzare quello che già aveva, con un sistema un po' più pulito. E secondo me, per quello dicevo prima, ce lo porteremo avanti per molto tempo, molti anni anche, perché abbiamo un attimino gestito quello che era il sistema cantieristico come se fosse un'azienda. E il fatto di entrare in cantiere e trovare un disinfettante, io sfido chiunque a trovarlo prima. Il fatto di entrare in cantiere e sapere che ogni X tempo si fa l'igienizzazione del bagno, non dico che è un piacere, ma quasi, perché andare in bagno e trovare un bagno pulito anziché trovare un bagno con dentro un sacco di cemento è diverso. Certo, soprattutto anche gli odori naturali. Parliamo di bagni, ma parliamo un po' di tutto. Diciamo che abbiamo fatto fare un salto a quello che è il settore edile. Pesante, chiaro, ma tutto quello che è innovativo è pesante all'inizio. Io mi ricordo
lontano nel 94, quando ho cominciato, 95 ho iniziato, e quando chiedevo all'impresario il casco, lui mi diceva il mio casco è quel chi, e metteva sul berretto di lana. È cambiato da quella volta il mondo, questo farà fare un salto in più. Possiamo dire, senti, Alessandro, possiamo dire che come da tutte le crisi finalmente c'è anche un lato positivo, nel senso, l'hai sottolineato anche tu, c'è questo momento in cui certi personaggi, diciamo così, che si inventano un lavoro senza rispettare le regole, con la crisi chiaramente cade il palco, no? Rimane in piedi solo colui che sa portare avanti nel tempo la propria professionalità rispettando le regole secondo i canoni attuali, no? Questo è per quanto riguarda l'edilizia, per la cantieristica, perché se invece andiamo a parlare di bar o altre cose, stendiamo un velo pietoso perché abbiamo creato dei cadaveri. Cioè, mentre nel settore edile, come dicevo prima, sia stato fatto un po' di pulizia, fra virgolette, e in altri settori abbiamo creato dei danni, non noi, sono stati creati dei danni irreparabili probabilmente. Per quanto riguarda la parte cantieristica, che è quello che seguo, devo dire che al di là delle crisi economiche e non economiche, da un punto di vista gestione e sicurezza è migliorato molto, questo sì. Questo Certo. sì. Senti, nel corso dell'anno hai seguito parecchi cantieri, no? Anche a livello stradale, so a Udine in particolare, no? Sei stato protagonista, insomma, della rinascita, in un certo senso, anche della nuova viabilità all'interno del capoluogo friulano. Chiaramente ci sono state comunque delle polemiche da parte di altre persone, per via, faccio un esempio, Viale Venezia per il taglio degli alberi e via dicendo. Però onestamente adesso, onestamente parlando, io ho avuto la fortuna di seguire il cantiere sin dalla porta della prima pietra, perché proprio lì registrammo la prima puntata di Si Gesta in Forma, e fino all'inaugurazione, no? Va detto che finalmente la situazione, ma soprattutto la sicurezza stradale, è non poco migliorata. Ma direi di sì, ma come si diceva prima, quando c'è un'innovazione, c'è un qualcosa di cambio, c'è sempre chi è contrario a qualcosa. Il problema è vedere la situazione finita, cioè solo chi ha preso in mano le carte prima può vederle. Poi è logico, possiamo lamentarci, non lamentarci, io sono per l'innovazione, ma come chi ha progettato quel lavoro, e come chiunque altro. Poi è chiaro, se ci finalizziamo a quello che c'era 100 anni fa, è logico, ma 100 anni fa si passava con un carretto. Sì, come nelle strade. Per dire la verità, c'era anche la linea tranviaria una volta, lateralmente, esatto, nella sì. zona dove c'è il policlinico. Voglio vedere se lo riproponiamo adesso una linea tranviaria, se c'è qualcuno che si lamenta o meno, cioè, è sempre quello il discorso. Fatto sta che quando si fa delle modifiche si va a ledere interessi o ipotesi di qualcun altro, cioè, questo non voglio entrare. Senti, in questo 2020, oltre ai cantieri stradali in Udine, hai seguito anche altre location, no? Ci hai spiegato ad esempio come si opera all'interno anche di una costruzione, le distanze di sicurezza, come operare, addirittura nello scavo stesso, no? Delle fondamenta, in base ai metri bisogna stare a tot distanza, usare una certa tecnica e via dicendo. Con un'altra persona, proprio la settimana scorsa, abbiamo parlato della situazione del mattone, e anche Leonardo Piccoli, che approfitto per salutare, che è il presidente anche nazionale, insomma, degli immobiliaristi, diceva appunto che questo 2020, come hai sottolineato tu, c'è una forte richiesta di acquisto, no? Anche delle case. Chiaramente direttamente anche tu segui delle abitazioni private o comunque degli appartamenti quando ti chiedono, no, l'intervento. Diciamo che questo è anche dettato dalle pseudo promesse che sono state fatte di ricostruire la casa gratis. C'è il 110, la norma che per amor di Dio io sposo, mi piace come è stata impostata, non molto la parte burocratica, cioè l'idea di poter fare un'abitazione potendo cedere il debito a qualcun altro è sempre piacevole. Il problema è che tutta questa pubblicità che è stata fatta ha fatto sì che venisse fatta una richiesta di immobili esistenti più che di nuove costruzioni. Quindi l'immobile esistente o da ristrutturare ha avuto sicuramente un'impennata delle vendite, questo sono sicuro.
Adesso bisogna vedere come ristrutturarle queste abitazioni, perché comunque bisogna, in qualche maniera bisogna pagarlo il debito, e che poi lo cediamo alla banca o meno o a qualcun altro, qualcuno deve pagarlo quel debito. Il fatto sta che più di qualcuno si troverà con un bel rustico da sistemare. Questo sicuramente. Poi da un punto di vista nuova costruzione, questo non so dire se c'è stato non è il mio lavoro vendere, non so dire se c'è stato un aumento, so che comunque è aumentata la nuova costruzione anche, quindi le palazzine da 5, 10, 12, 20 appartamenti io ne ho fatte quest'anno, quindi posso dire che ci sono state sia da un punto di vista sicurezza ma anche dal punto di vista acustica, quindi vuol dire che stanno progettando, stanno facendo. Senti una cosa, il periodo particolare ha portato non solo il lockdown da marzo fino a maggio, ma anche adesso stiamo vivendo in questi semi-lockdown dove sono periodi di zona rossa, adesso fino a domenica, poi ci sarà la tregua lunedì, poi di nuovo martedì e mercoledì in zona rossa. Dicevo, molta gente magari gioco forza è dovuta rimanere a casa dal proprio lavoro, no? Perché vuoi per i bar, vuoi per altri motivi, insomma sta di fatto che è rimasta a casa e magari ne ha approfittato per dare una sistematina alla casa. Chiaramente si gesta da consulenze anche ai privati, no? Non solo al pubblico. Esatto. Diciamo che noi fondamentalmente facendo i coordinatori per la sicurezza ci rivolgiamo prima di tutto al committente. Il committente può essere pubblico, privato, industria, dipende, non è detto che sia solo pubblico, anzi è raro il fatto di essere solo col pubblico, perché per il pubblico ci sono delle gare, c'è tutta una serie di cose. Perché molto spesso accade che ci sono magari anche dei provetti, muratori o diciamo così lattonieri e via dicendo, approfittano del fatto di essere a casa magari per dare una sistemata. Chiaramente è sempre meglio fare una ripassatina e ricordare quali sono le minime regole per comunque operare anche in casa ma con sicurezza al 100%. Allora, prima di tutto mi sento di dire che prima della parte burocratica cerchiamo di fare qualcosa per non farsi male. E lì prima di tutto usate la testa. E usare la testa significa prima di fare un lavoro accendere la testa, quindi controllare che non ci si possa far male in qualunque sistema. Se devo andare a ripassare la copertura non salgo con le scale, non salgo senza lego con una corda a un camino, utilizzo un ponteggio, utilizzo la cesta se posso utilizzarla, non è detto che posso utilizzarla, devo essere abilitato, quindi faccio i lavori per cui so di non farmi male e di conoscere quel lavoro. Se devo dipingere la cucina magari la dipingo, se devo cambiare la caldaia anche no, se devo salire sul tetto, se sono abituato a lavorare sul tetto perché sono un muratore, sono un carpentiere, non so cosa sono, vado se ho i mezzi di sicurezza, punto. Dopo tutto quello che è burocrazia, che è documenti, quello affidatevi a un tecnico che sa quello che deve fare. Senti, per concludere il nostro intervento, la burocrazia, questo male incurabile, è un cancro della Repubblica Italiana, no? Ma si dice che senza burocrazia lo Stato non funzionerebbe, così dicono i marini, perché si sa che in Italia lo sport preferito dopo il calcio è quello delle macchie da pollo, no? Che rende di più. Senti, ma questa burocrazia, appena partito il Covid, è attuale. Si è un po' allentata, nel senso no, è peggiorata. È peggiorato. No, è peggiorata per un semplice motivo. Ma vi faccio l'esempio lampante. Io devo, per fare le pratiche 110%, devo per forza di cose fare una verifica urbanistica, di idoneità urbanistica dell'immobile. Per poter fare una verifica di idoneità urbanistica devo accedere ai comuni. Per poter accedere ai comuni devo fare una richiesta al comune per poter accedere. Mi darà l'appuntamento, andrò quando il tecnico ha la possibilità di ricevermi e quella volta potrò controllare. E questa è la lungaggine di tempo. Vi faccio l'esempio che è capitato a me. A me piace, oltre che ho diversi hobby, uno degli hobby è restaurare Vespa. Mi piace restaurare le mie macchine. Ho restaurato una Vespa per la quale non avevo la targa, devo ritargarla. Sono stato in motorizzazione per prendere l'appuntamento per targare la Vespa. Arrivo in motorizzazione, guardi che non può accedere, deve prendere l'appuntamento. Prendo l'appuntamento mandando una mail, mi chiamano, bene, le posso dare l'appuntamento per venire in motorizzazione. Ma vengo con la Vespa? No, può andare a prendere l'appuntamento per fare il collaudo.
ok? Vado in motorizzazione, prendo l'appuntamento, gli consegno i documenti, prendo l'appuntamento per il collaudo. No, ma non può prendere l'appuntamento, deve prima pagare e mandare una mail. Benissimo, vado a casa, mando la mail. Mi richiamano dopo 20 giorni, può fare il collaudo. Bene, quando vengo? No, ma devo andare a prendere l'appuntamento di nuovo per fare il collaudo. Sono tornato dopo 15 giorni, ho preso l'appuntamento per prendere l'appuntamento, mi è dato appuntamento il 1° marzo per fare il collaudo. Quindi ti è costato più sta roba che sistemare. Ma no, ma è assurdo, cioè abbiamo complicato un qualcosa. Abbiamo internet, usiamo internet, facciamo tutto online. Il problema è che non abbiamo le reti internet. Ma non solo questo, hai tirato fuori un altro tasto dolente, ma forse perché il sistema, ripeto, Italia funziona così. D'altronde lo Stato è un tarlo, non tutti gli statali sono uguali. Anche io ho fatto lo statale per un anno, ho svolto servizio nell'arma dei carabinieri, chiaramente ero uno statale a tutti gli effetti, però effettivamente funziona così, nel senso ti abitui o altrimenti ti esci e torni nel privato perché o vai in esaurimento, via dicendo. Ma c'è anche il problema... C'è anche il problema internet. Ti dicevo, lo Stato ti lancia gli input, no? Bisogna fare, ti do, eccetera. Però il carrozzone della burocrazia rimane, perché non li scolli neanche se vuoi. Poi vanno in piazza a manifestare, ti arriva il sindacato di turno che anche diciamo così, difende più loro che magari gli operai, e dopo ci lamentiamo perché abbiamo il debito pubblico e via dicendo. Ma questo funziona indifferentemente che sia centro-destra, centro-sinistra. Sì, ma non c'è partiti, proprio il concetto, è il concetto. Il concetto Italia, proprio il concetto Italia. No, ma il concetto è un altro, cioè il discorso è adesso abbiamo tutto impostato per poter lavorare online, lavoriamo da fuori, studiamo da fuori, ho dovuto prendere 3 computer per i ragazzi perché ho 3 figli, ho dovuto prendere 3 computer, ma di là di quello posso prendere tutti i computer che voglio, posso impostare lo smart working, tutto quello, ma se non ho internet, cioè io non posso lavorare a casa lavorare io, mia moglie e i 3 ragazzi da casa se non ho una rete internet che funzioni, o se funziona mi costa 70 euro al mese per poterla funzionare, e non è detto che funzioni sempre perché se piove non funziona perché devo utilizzare il satellite. Cioè non esiste, non puoi impostarmi tutta la pubblica amministrazione online e non mi dà il servizio per poterlo andare online, perché tutto questo è una presa in giro, cioè io mi agito su queste cose qua. Immagino. No, te dicevo, io nel mio piccolo, pensa tu nel tuo, insomma, tutte le cose che devi fare, più il tempo che perdi alla fine. Ma ripeto, in Italia lo sport più praticato dopo il calcio è quello delle macche da bollo, perché è quello che rende in tasca a qualcuno. Senti Alessandro, allora per concludere, innanzitutto auguri a te, alla famiglia, allo staff di collaborazione. Ci sentiremo nel 2021 sperando in tempi migliori, ma soprattutto vedendo insomma se riusciremo a fare un'altra volta qualcosa insieme, magari non più da studio ma direttamente nei cantieri, no? Benissimo, ti ringrazio e auguri a tutti. Bene, grazie a te, saluto anche i nostri amici e amiche alla visione all'ascolto. Oggi chiaramente faremo un'edizione sola del TG linea notte intorno alle 22:30, 23 per un riepilogo generale, chiaramente in vista del cambio del calendario e sperando insomma in questo 2021 migliore, che cacci via insomma tutto quello che è stato il 2020. Grazie ancora, Mandi, e alla prossima. Vederci.